Euroregione.news. Inaugurato nel cuore storico di Trieste, in piazza di Cavana 2, il 30° punto vendita di Despar Nord, simbolico per la sensibilità del gruppo GDO a riqualificare edifici storici di valore nel rispetto delle loro architetture e storia. Sotto la stretta supervisione della Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Despar Nord ha portato a termine il rilancio in funzione commerciale del piano terra di Palazzo Fontana. A Trieste, un edificio di grande valore architettonico e memoria urbana progettato da Pietro Nobile tra il 1827 e il 1830. Il piano terra, con soffitti ad arco retti da grandi colonne, visibile dall'esterno attraverso grandi aperture a vetrate che ristabiliscono la continuità visiva tra piazza e portico, ha già ospitato in passato un mercato del sale, un mercato del pesce e una farmacia. Un recupero quindi in linea con la vocazione commerciale del piano terra di questo palazzo. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e del direttore regionale di Despar Nord Fabrizio Cicero, un'iniziativa che integra un modello di retail di qualità all'interno di un contesto architettonico di pregio nel rispetto della sua storia e in dialogo con le esigenze della contemporaneità. Il supermercato occupa una superficie di vendita di 250 metri quadrati con reparti di ortofrutta, gastronomia servita, pizzeria, panetteria, il reparto carne e un fornitissimo reparto freschi e surgelati. Il nuovo Despar Cavana impiega 21 collaboratori, di cui 11 neoassunti. Ci impegniamo, ha voluto precisare Fabrizio Cicero, direttore regionale per il Friuli Venezia Giulia di Despar Nord, a dare una nuova vita a luoghi spesso centrali nella memoria e nella quotidianità delle città, come già fatto con l'Eurospar all'interno di Palazzo Nogarola Guarienti a Trento, con il Despar Teatro Italia di Venezia e il punto vendita di Prato della Valle a Padova.